Buonasera, buonasera a tutti, ben ritrovati all'ultimo appuntamento della rassegna letteraria Primavera con gli autori, nona edizione. Primavera con gli autori è una rassegna letteraria organizzata dalla biblioteca nell'ambito del progetto di promozione della lettura e della biblioteca, progetto di promozione della lettura sul filo del discorso. Concludiamo questa rassegna in compagnia di Pier Giorgio Pulisci, ringrazio di aver accettato il nostro invito, autore noir, che presenterà il suo primo romanzo noir per ragazzi dal titolo Il mistero dei bambini ombra, edito da Rizzoli. Dialogherà con il nostro ospite, il collega Antonello Budroni. La rassegna letteraria sul filo del discorso è organizzata dalla biblioteca e realizzata con il contributo del Comune di Olbia. Ringrazio il collega Matteo Micozzi che trasmetterà anche questa serata in diretta sul canale YouTube della biblioteca. Grazie a tutti voi di essere qui presenti. Ultimo appuntamento, ma vi diamo appuntamento tra un mese circa, probabilmente a breve sveleremo il calendario per la 10ª edizione della rassegna estiva sul filo del discorso. Grazie a tutti e buona serata in compagnia di Pier Giorgio Pulisci e Antonello Budroni. Grazie. Buonasera a tutti, buonasera alle cortese spettatrici e cortesi spettatori e spettatrici che ci vedono in diretta su YouTube. Siamo qui stasera in compagnia di Pier Giorgio Pulisci che in qualche modo col quale ci accomuna un anniversario. Lui 10 anni fa iniziò a pubblicare il suo primo libro serio, diciamo così. Noi festeggeremo quest'anno la 10ª edizione della rassegna letteraria sul filo del discorso e quindi ci accomuna un percorso un po' particolare, per cui io stasera non sarò un moderatore, sarò un istigatore, quindi esattamente il contrario. Quindi le mie domande saranno esattamente il contrario rispetto a quelle che sicuramente avrai ricevuto durante le presentazioni di questo libro, che è un libro particolare, un libro unico, e la domanda che ti avranno fatto tutti è: perché hai scritto questo libro? Ma io non ti farò questa domanda. Io ti farò la domanda esattamente questa: come ti sei sentito mentre lo scrivevi e come ti sei sentito dopo averlo scritto? Perché la metafora che è venuta a me è una metafora un po' particolare, anche visto l'orario. Questo è l'orario dell'aperitivo, quindi ho pensato, secondo me ti sei sentito come chi all'aperitivo ha sempre bevuto Negroni, Caipirosca, a un certo punto ha deciso: mi bevo un bicchiere di Fanta. È stato questo o è stato qualcos'altro? Intanto buonasera a tutti voi, grazie di cuore per l'invito, grazie anche a tutte le persone che ci stanno seguendo da casa, ovviamente Antonello per presentarmi. Allora, come mi sono sentito durante e dopo? Intanto è un qualcosa che volevo fare da sempre, in realtà. Sin da quando ho iniziato a scrivere, diciamo così, per adulti, anche se quando dico per adulti tutti pensano che scriva romanzi erotici e roba del genere, ma è solo per distinguere le fasce di età. Diciamo che ancora prima di scrivere i miei noir, i miei thriller, io sapevo che prima o poi avrei iniziato un percorso di scrittura per young adult, per ragazzi, come la vogliamo definire questa letteratura. Cioè, io sapevo che prima o poi avrei dovuto espiare in qualche modo, o meglio, sdebitarmi con tutti quegli autori che mi avevano fatto innamorare della letteratura, delle storie. E per lo più erano autori che scrivevano per ragazzi, quindi autori che io ho scoperto quando avevo 11, 12, 13 anni e che mi hanno fatto veramente innamorare delle storie. Io credo che non ci sia nulla di più onorevole per una scrittrice o per uno scrittore di provare a restituire questo innamoramento ai giovani lettori. Se riesci a trasmettere la passione per la lettura anche solo a un bambino o una bambina, hai fatto centro, puoi dire veramente di aver fatto qualcosa di serio a livello letterario. E quindi in parte, Antonello, c'era questa volontà. E quindi quando durante la stesura sentivo anche una grande responsabilità, era un territorio nuovo per me, avevo studiato diversi anni questo tipo di letteratura, però finché non lo fai non puoi mai sapere come andrà. A fine scrittura invece mi sono sentito un po'
come se avessi fatto un viaggio in una macchina del tempo, sono tornato nella mia preadolescenza, ho vissuto tutte quelle avventure che non ho avuto occasione o non ho avuto a suo tempo il coraggio di vivere, e qui ho potuto viverle, quindi quasi per interposta persona. E quindi quando poi ho chiuso la prima stesura, mi sono un po' sentito vecchio quando sono tornato nei miei panni, cioè tutta quella gioventù, tutta quella spensieratezza, tutta quella frenesia, tutto quello spirito avventuriero in parte cessato di esistere. Però ritornerà, perché ho intenzione di continuare, ed è questo il bello poi dello scrivere. Quindi si può dire da un certo punto di vista che parliamo un po' anche di tecnica e anche di lessico, anche di scelte lessicali, sintattiche e così via, perché mi sono accorto che alcune frasi, alcune, diciamo così, impostazioni semantiche erano riferite ai giovani d'oggi. Ti sei sentito, cioè, come colui che racconta un qualcosa a un proprio fratello minore, a un proprio cuginetto, o ti sei riportato così come eri ai tuoi tempi? Sto parlando proprio a livello semantico, lessicale, proprio la tecnica della stesura della narrazione. Ma hai centrato un punto nevralgico, cioè come puoi, ormai ahimè l'adolescenza è passata da un pezzo, come puoi essere credibile parlando, sì, un pezzo, vabbè, da un po', da qualche anno. Sono esagerato. Tiriamolo. Se non mi sento vecchio io sul serio. Allora, mettiamola così, è passato qualche anno, quindi anche il gergo che io utilizzavo quando avevo la loro età non esiste più. Ora è un mix, no? Anche di soprattutto parole, è un lessico che è veramente creolo da questo punto di vista. Quindi lì mi sono veramente posto il problema, perché per essere verosimile e per non puzzare in qualche modo di stantio, soprattutto nei dialoghi, no? Dove i personaggi prendono vita, ho dovuto un po' raddrizzare il tiro. Quindi ho studiato in realtà le chat dei forum dei videogiocatori, quelli per esempio di Fortnite, no? Dove... Ma anche quello di Sassari. C'è un ragazzo di Sassari. Sì, Leon Game. Leon Game, Anche. Non sapendo che era di Sassari. Sì, no. Lo sapevi, vabbè, lo sapevo. Sei perdonato. Sì. Questo per proprio impadronirmi un po' del nuovo lessico, quindi non ne ho abusato, ho cercato di centellinare, però la parte, credimi, più nevralgica e anche più complessa è stata quella, cioè cercare di trovare anche a livello proprio di impronta dialogica un lessico che fosse quello un po' più simile, un po' più vicino ai giovani di oggi. Beh, ho letto un paio di bro. Esatto, per diciamo esempio. Così, è quello che dicono. A Olbia dicono ancora socio, ma socio ormai si diceva anche quando eravamo piccoli noi. Però socio e bro Si equivalgono. No, ad Olbia ormai è tutto un melange da quel punto di vista. Sì, comunque per tornare a ciò che mi chiedevi, è stata questa la cosa più difficile, nel senso, quando tu mi hai detto come hai cercato di raccontare la storia, come un grande, tra virgolette, che la racconta a un suo fratello o a un suo cuginetto più piccolo, una via di mezzo, nel senso che non poteva essere una narrazione che cadeva un po' dall'alto, no? Doveva essere paritetica, quindi ho cercato di portarmi al più possibile a livello dei ragazzi che leggevano, quindi anche l'immediatezza, anche la velocità, per esempio dei capitoli, sono capitoli molto brevi, molto asciutti, era nella mia testa un modo per cercare di avvicinare il più possibile ai giovani alla lettura e far scivolare questa storia come se davvero fosse o un videogioco o una puntata di una serie TV. Ok, e quindi qui mi corre l'obbligo di fare la seconda domanda o la terza domanda, adesso non mi ricordo più neanche io, l'età avanza. Parliamo di riferimenti televisivi, di serie e anche di riferimenti cinematografici. Da una parte Stand By Me. Stand By Me dovrebbe essere il primo film che ha raccontato effettivamente l'amicizia all'interno di una comunità di ragazzi, fondamentalmente, che si riconosce in determinate tipologie di vita, che sono contrastanti anche rispetto a quella che è l'educazione che ricevono, ma contrastanti anche rispetto all'ambiente che vivono. E poi dall'altra parte Stranger Things è tutta la parte di Harry Potter, tutta la parte più, diciamo così, di recente realizzazione, quello dal punto di vista della parte magica.
c'è stato da parte tua, ci sono stati da parte tua nel tuo pensiero, nella tua narrazione, questo tipo di riferimenti, anche perché da quello che si è capito il valore principale che scaturisce, il messaggio principale che scaturisce dalla lettura del libro è la forza e la valenza dell'amicizia. Allora sì, in realtà gli omaggi qui e le ispirazioni e le suggestioni si sprecano un po'. Il romanzo parte con questa leggenda che nasce nel 1984, quindi siamo negli anni 80, poi si è ambientato 30 anni dopo, però era un modo in realtà per omaggiare quegli anni, con tutta una serie di citazioni letterarie e cinematografiche, per esempio i Goonies, molti film di Steven Spielberg, tu ne hai azzeccato già diversi, Stand By Me, It di Stephen King, sia i libri che appunto i film, la serie dei piccoli brividi che io leggevo quando ero piccolino, che sono una serie di romanzi ambientati nella provincia americana negli Stati Uniti, Stranger Things, parlando di roba più recente, tantissime cose, Antonello. Tutto ciò che io in realtà ho letto in quegli anni è tornato in questo romanzo, perché era un modo veramente per liberarmi di tutte quelle letture, tutti quei film che avevo incamerato dentro di me, e soprattutto che mi avevano aiutato a creare un immaginario che è quello appunto della provincia americana, che per me all'epoca aveva un qualcosa di esotico. Quindi ero stracerto che il primo romanzo per ragazzi avrebbe avuto questa ambientazione, avrebbe avuto un po' queste caratteristiche, perché era veramente un modo per liberarmi di tutti questi omaggi. Poi chissà, magari i prossimi potrebbero essere ambientati in Italia, addirittura in Sardegna. Però il primo volevo che fosse proprio un omaggio a Stephen King, John Lansdale, Harper Lee, tutti questi autori che proprio Stein, che mi hanno fatto innamorare della letteratura. Da questo punto di vista il libro è proprio un museo a cielo aperto rispetto a quelle che sono tutte le mitologie americane, quindi i nativi americani, le leggende dei nativi americani, il baseball. Sì. Il baseball, il fatto comunque di vivere in una piccola città nella quale c'è tutto e il mondo si racchiude in quella piccola città, e questa piccola città viene racchiusa sia dalla leggenda che dalla vicenda. Un'altra domanda che mi è venuta, sempre riferita al fatto che c'è sempre qualcuno che ti chiederà perché hai scritto questo libro. Io non te lo chiedo, perché sei passato tu l'hai già spiegato, però volevo sapere se c'è stato uno spunto iniziale vero, effettivo, cioè se sei partito da un oggetto, la Ernie Ball, se sei partito da un personaggio, da una storia, da un qualcosa di reale, e su quello poi hai costruito tutto il resto, oppure sei partito, ripeto, da un concetto di amicizia, quindi come sviluppare, come rendere narratologicamente, narrativamente, anche in maniera immediata, in maniera effettiva, perché poi la trama si sviluppa attraverso la valorizzazione e l'esplicazione di quel concetto fondamentale. Quindi lo spunto iniziale vero di questo, bella domanda. di questo romanzo. Allora, senz'altro sapevo che, essendo un romanzo di formazione, quindi sicuramente, come posso dire, è un romanzo di avventura, è un romanzo di forse anche di brividi per certi versi, di tensione narrativa, però il collante, il fattore coesivo è sicuramente l'amicizia, è quello su cui io volevo concentrarmi. Le amicizie che si stringono quando si è all'età di questi ragazzini, 11, 12, 13 anni, sono le amicizie che poi durano più a lungo, quelle quasi di sangue in qualche modo. Quindi io sapevo che l'area in cui mi stavo muovendo di sicuro era quella. Però tu mi chiedi qual è stata la scintilla, cioè come è iniziato il tutto. Il tutto è iniziato da una valutazione, ovvero che cercare di far leggere i ragazzi oggi è quasi un qualcosa di utopistico, è molto complesso, perché effettivamente, a differenza magari delle nostre generazioni, quando studiare e leggere era un po' più semplice, perché eravamo generazioni meno, come posso dire, meno stimolate anche dal punto di vista tecnologico. Oggi è più complesso, perché questi ragazzini, come noi peraltro, hanno il cellulare squilla di continuo, notifiche di TikTok, di Instagram, di WhatsApp, hanno i videogiochi che sono
bellissimi, immersivi, perché ci sono dietro team di studiosi di psicologia, di neurologia che li fanno veramente super adrenalinici. Quindi la domanda era: come puoi pensare di competere con questi medium che sono veramente straordinari, serie TV, videogiochi, cellulare? E la risposta che mi sono dato è: prova a pensare cosa è successo nella tua testa quando per la prima volta hai letto, no? Un libro che ti ha fatto veramente appassionare. Ecco, i libri che io ho letto e che mi hanno fatto innamorare della letteratura mi avevano dato questa scarica di dopamina, di adrenalina, che danno anche i videogiochi. Quindi era soltanto, secondo me, dovevo fare soltanto uno sforzo, no? Di mettermi totalmente al servizio di questi ragazzi, sfrondare la mia scrittura di tutti gli orpelli che non erano necessari e rendere la scrittura molto veloce, molto immediata, molto, molto asciutta, molto ficcante. Dovevo parlare per immagini e soprattutto dovevo trovare un gancio che li acchiappasse dalla prima riga della prima pagina e li tenesse lì. Quindi, per risponderti, è tutto nato cercando questo gancio dal mistero. Infatti il titolo è venuto quasi subito mentre scrivevo Il mistero dei bambini d'ombra. L'unico modo che avevo per acchiappare questi ragazzi era agganciarli con un mistero, raccontare un mistero incredibile. In una notte, nell'84, in questo piccolo paesino della provincia americana, spariscono tutti insieme 200 bambini. Li cercano tutti, nessuno li trova. Dopo un po' tutti si dimenticano di loro, fanno finta di dimenticarsi di loro perché il pensarci fa troppo male. Però che fine hanno fatto? Dove sono? Perché gli anziani del luogo dicono di averli visti, o meglio di aver visto le loro ombre, di aver sentito le loro voci. Mi sembrava un mistero abbastanza interessante per catturare i lettori più giovani, quindi sono partito da lì. E poi ho impastato tutto con l'ambientazione, quindi le leggende indiane, questa natura straordinaria. È un romanzo scritto durante il lockdown, quando i nostri ragazzi erano rinchiusi in casa. Quindi io non avevo idea di quanto ancora saremmo stati rinchiusi in casa, no? Quindi la mia idea era: cerca di farli evadere, cerca di dar loro almeno la possibilità, con la fantasia, come Jake e i suoi amici, di salire in sella alla BMX e scorrazzare per queste foreste, per questa natura selvaggia. Quindi tu hai detto che sono in previsione altri romanzi di questo genere, e volevo sapere se mai ti è venuta l'idea di creare a questo punto un filone vero e proprio dal quale poi far scaturire una serie, o una serie per ragazzi, quindi parliamo di per Giorgio Pulisi, scrittore di un genere. Poi parliamo anche dei generi, perché magari certo, anche quello potrebbe essere un discorso interessante, perché le etichettature, le categorizzazioni, soprattutto nell'ambito narrativo, sono diventate sempre più specialistiche, sempre più come dire, bloccate, settoriali, e forse tolgono anche un po' di capacità di capire cosa si sta leggendo. Prima sentiamo il tuo pensiero su questo, cioè sul fatto che comunque anche nelle recensioni, negli articoli, nelle presentazioni di libri si pretende di far capire ai lettori che, dicendo questo è un noir, questo è un giallo, questo è un young adult novel, si dica tutto. Invece no. Quindi partiamo da questo. Partiamo da questo, poi allora, partiamo da questo. Io credo che noi siamo in una biblioteca, quindi ci sono i bibliotecari, c'è un libraio. Sicuramente le categorie, quindi i generi narrativi, servono soprattutto ai tecnici per cercare di far orientare il lettore non appena entra o in libreria o in biblioteca. Quindi è un modo per cercare di dare una simmetria, un ordine alla biblioteca o alla libreria, ed è naturale, è giusto che sia così. Quello che secondo me non è giusto invece, sia che si scriva per adulti o per ragazzi, è rinchiudersi, asserragliarsi all'interno dei generi letterari. Perché questo regala un'esperienza di lettura ai lettori poco intensa rispetto a quella che si potrebbe regalare dalla contaminazione tra i generi letterari.
le famose serie TV di cui parlavamo prima hanno avuto e hanno grande successo proprio perché hanno fatto proprie le storie, o meglio, il modo di raccontare, miscelare i generi proprio del feuilleton, cioè miscelare, avere magari una tinta generale che è misteriosa, poi però dentro c'è un po' di romanzo sentimentale, un po' di romanzo psicologico, un po' di critica sociale, un po' di gotico, un po' di horror e così via. Più generi tu sfrutti e utilizzi, più l'esperienza di lettura per il lettore sarà ricca, sarà sontuosa. È come, non so, è come fare una portata in un ristorante e tu hai soltanto un piatto, un bel risotto allo zafferano. Può essere il risotto allo zafferano migliore del mondo, però il gusto è limitato e circoscritto a quegli ingredienti. Se invece tu hai una portata magari anche un po' più confusa, no? Alla vista, però ricca di ingredienti, ricca di sapori, il palato sarà estasiato da questo viaggio sensoriale. Quindi sia nella letteratura per adulti, i libri che io scrivo, i gialli, i noir, i thriller o Il mistero dei bambini d'ombra, per esempio, ho cercato e cerco di abbattere un po' le barriere tra generi e far confluire tutto all'interno di un romanzo che magari, ripeto, ha una tonalità più o meno scura, però all'interno si può trovare tantissime cose. Per esempio qui è un romanzo misterioso, di sicuro. C'è un pizzico di horror, assolutamente. C'è del fantasy, c'è romanzo magico, c'è romanzo di formazione, c'è romanzo di avventura, ci sono tante cose. Questo io credo che sia il segreto per cercare di scrivere romanzi forti, potenti, che facciano fare veramente un viaggio emozionale ai lettori. Perlomeno questo è il mio modo di vedere le cose. Poi se parliamo specificamente del noir, che è un genere che ha come posso dire, un'attenzione, una sensibilità maggiore nei confronti della società, della critica sociale, allora ancora di più è giusto questo ventaglio di generi diversi, nel senso che raccontare la realtà soltanto dal punto di vista del giallo o del noir è molto limitativo. Sei comunque costretto a raccontare una storia che ha soltanto quelle tinte, e questo non va bene perché ti precludi di raccontare intere porzioni della società. Quindi io la vedo un po' così. Io vorrei tornare a una parola francese che ha citato Pier Giorgio, però invito anche comunque le spettatrici presenti a formulare delle domande al nostro ospite e anche le spettatrici e spettatori in diretta su YouTube, che avranno la possibilità comunque di formulare delle domande. La parola feuilleton, facciamo un po' di didattica della letteratura. Allora, quelli che noi abbiamo letto da giovani o anche adesso, che sono i grandi romanzi francesi, non solo i grandi romanzi russi, ma anche quelli inglesi, all'inizio venivano pubblicati su un giornale, puntata dopo puntata. Quindi qual era l'intento dello scrittore? Far terminare il feuilleton, il foglio che veniva stampato, con qualcosa di interessante, che mettesse in tensione il lettore e lo obbligasse quasi a comprare Le Monde, a comprare Le Nouvelles Observateur, tutti quei giornali che campavano da questa metodologia di vendita. Adesso non mi ricordo, ma comunque Simenon, ma comunque i vari Jules Verne, Dickens era uno degli uomini più professionista, uno degli uomini più ricchi del mondo, uno che vendeva veramente decine e decine di milioni di copie in tutto il mondo, proprio perché manteneva i giornali inglesi, Dickens, e poi quelli americani, e poi gli scrittori francesi mantenevano i giornali soprattutto parigini, attraverso la pubblicazione di questi che erano, ripeto, di vario genere, quindi non solo sentimentali, ma anche più o meno quelli, e addirittura allora la letteratura di quel genere lì veniva considerata letteratura di serie B, letteratura di scarto, letteratura di consumo. Poi sono diventati grandi romanzi francesi che tutti noi abbiamo letto, abbiamo scorso, ne abbiamo sentito parlare. Quindi da quel punto di vista c'è stata comunque un'evoluzione della letteratura e della narrativa, mantenendo comunque il fatto
che il lettore deve essere avvinto da ciò che viene riportato sulla pagina. Possiamo fare un excursus sugli altri tuoi romanzi, sul prossimo, su certo. quello che è già uscito? Sì, volevo solo dire Sì. una cosa a cappello e a chiusura di questa che tu hai appena detto, che il feuilleton ha avuto delle ripercussioni non soltanto a livello letterario, poi su tutta la letteratura che è seguita, ma anche tantissimo sulla televisione e sulle soap opera. Perché se ci pensate, il problema che aveva per esempio un Dickens o un Dumas, cioè chiudere l'episodio nel giornale di quel giorno e dare appuntamento o al giorno dopo, solitamente era la settimana dopo, costringendo, come diceva Antonello, a comprare anche il romanzo, l'episodio successivo. È un po' il problema che hanno gli sceneggiatori delle serie TV o delle soap opera quando ci sono gli stacchi pubblicitari. Quando c'è lo stacco pubblicitario tu devi creare il gancio per evitare che la persona cambi canale e rimanga lì per vedere come continua la storia. Ed è una tecnica che è assolutamente mutuata da quel genere. Quindi in realtà è vero, è stata considerata per lunghissimo tempo, e probabilmente anche oggi, un po' una letteratura di serie B, una paraletteratura, ma in realtà è stata una grandissima palestra per generazioni di scrittori e credo che anche noi, scrittori moderni, abbiamo molto da imparare, perché quello è il vero mestiere del narratore, del romanziere: scrivere per il proprio pubblico, mettersi totalmente al servizio del proprio pubblico, ammazzare il proprio ego e darsi totalmente alle storie, al proprio pubblico. Quindi questa è una cosa che io rivendico con grande orgoglio. Non trovo veramente nulla di spregevole o di mediocre nel percorrere quella scia. Noi siamo scrittori, cerchiamo di essere scrittori popolari, nel senso che scriviamo per le persone, per farle emozionare, per far dimenticare la giornataccia che hanno avuto, regalare delle ore piacevoli. Quindi sicuramente tutti gli autori che tu hai citati, in più Victor Hugo e tantissimi altri, mi hanno molto molto influenzato. E c'era l'altra parte della medaglia, nel senso che venivano avvicinati alla lettura delle persone tipo le camerieri, tipo le persone che lavoravano in casa, le operaie, le sarte, tutta quella popolazione che non si sarebbe mai avvicinata a un romanzo pesante, per esempio un romanzo storico, a un Dostoevskij, a un Tolstoi, ma si avvicinano comunque alla lettura, che è un qualcosa che facciamo anche noi. Certo, era la cosa bella. In forma spicciola. E sì, anche per quello venivano accusati di dare la letteratura al popolo, far leggere il popolo, e anche quella, diciamo così, era una cosa... visione un po' settaria, un po' snobistica e anche politicamente scorretta. Un po' vabbè, diciamo scorretta, ma la parola potrebbe essere anche più pesante. Diciamo che forse accademica, ecco, nel senso che l'accademia non ha mai visto di buon occhio il fatto che la cultura e la letteratura fosse popolare, fosse un qualcosa di tutti, che l'operaio di fabbrica, il cameriere, il muratore potesse leggere Dostoevskij come lo leggeva l'accademia, l'accademico. E secondo me questa è un qualcosa che un po' è rimasto ancora in certi circoli letterari, in certi ambienti culturali. Invece la cultura ha senso se diventa un qualcosa di assolutamente democratico, che è per il popolo, perché la letteratura ha il potere in realtà di elevare la consapevolezza di una persona e quindi renderlo anche un cittadino o una cittadina migliore. Quindi sono assolutamente a favore dei romanzi popolari, chiamiamoli così. Okay. Io ribadisco la richiesta: se qualcuna di voi ha una domanda è assolutamente benvenuta. Qualcuna che potrebbe farla però in questo momento non se la sente, però secondo me se la sente. Una domanda tecnica, dai. Una cosa minima. No, sai benissimo.
Dai, è una cosa tecnica, se no la faccio io. Faccio. Allora, tu mi hai detto che lo scrittore è un lavoro. Sì. E come ogni lavoro ha bisogno di consuetudine, di rigore, di tutto l'apparato, come dire, comportamentale che ti porta a scrivere. Tu sei partito però da un punto di vantaggio. Tu eri un libraio, quindi come libraio avrei letto tantissimo. Penso, presumo, spero. Da come scrivi si capisce che hai letto tantissimo. Hai tu nella tua come dicono tanti scrittori, lo scrivere è un lavoro. Io mi alzo la mattina, faccio colazione dalle 8 alle 10, dalle 8 scrivo, poi mi rilasso, poi faccio la passeggiata, poi torno, poi è una cosa, sembra di ascoltare interviste di impiegati comunali, di commercialisti, di medici di famiglia. Ma molti scrittori hanno questa abitudine. No, la maggior parte. Non voglio stralciare, rovinare il fascino, l'aura romantica intorno a questa professione, ma in realtà è puro artigianato, è un lavoro come un altro, cioè lo si fa tutti i giorni se uno lo vuole fare con coscienza, con profitto, lo fai anche quando non ne hai voglia. Infatti una delle robe più eclatanti, una delle menzogne, delle leggende veramente qua metropolitane, è proprio quella inerente all'ispirazione. L'ispirazione è vista come una sorta di musa che arriva dall'alto e ti soffia polvere di stelle sul capo e tu inizi a scrivere ubriaco di letteratura. No, non funziona così. Esatto. Al massimo la puoi cercare nell'alcol, ma è difficile anche trovarlo. Sono pochi gli autori che l'hanno trovato. No, è un lavoro e quindi le idee arrivano per sollecitazione. Per esempio devi star lì e trovare il modo di sollecitarle. Devi scrivere anche quando ti sembra di non aver nulla da scrivere, ma intanto ovviamente è un lavoro per privilegiati, nel senso chi fa questo mestiere ha la fortuna di farlo, è un privilegiato sempre. E quindi bisogna praticarlo con grande senso di responsabilità, perché non stai scrivendo per te stesso, quello lo puoi fare, ma a quel punto ciò che poi scrivi rimane per te o per la tua cerchia più intima. Ma se hai la mira, se hai l'idea e il desiderio di scrivere per pubblicare per un pubblico un po' più ampio, devi capire innanzitutto che stai scrivendo per gli altri, quindi devi metterti al servizio degli altri, come dicevo prima. Sì, per risponderti a Antonello, sono molto abitudinario. Io sono molto noioso come persona, nel senso che la professione è noiosa. Sono molto più interessanti i personaggi degli scrittori ed è giusto che sia così, deve andare avanti il personaggio, non devo andare avanti io. Io sono, se volete che entri proprio nella bottega, io sono quasi uno psicopatico, nel senso che mi alzo molto presto la mattina, verso le 5 del mattino, perché ho scoperto negli anni che quello è il momento in cui sono più in forma, diciamo così. Scrivo, come ha detto Antonello, quasi veramente ha fatto la fotografia perfetta. Scrivo diverse ore, 3-4 ore, poi devo smettere, perché altrimenti vado in cortocircuito, faccio altro, studio. La seconda parte della giornata è dedicata alla lettura, all'editing mio, quindi dei miei testi o di testi altrui, oppure all'insegnamento, e vado così. Non scrivo sempre, nel senso che durante l'anno non sono sempre in scrittura, anche se dovrei, perché poi devo intervallare il tutto con i tour, con i viaggi, con riunioni, con appunto l'insegnamento e così via. Quindi ci sono dei momenti in cui sono in scrittura. Solitamente quando entro in scrittura lo faccio per almeno 3, 4, 5 mesi e scrivo tutti i giorni con una routine veramente simenoniana o alla Camilleri, per capirci. Quando non sono in scrittura comunque lavoro con la testa sulle storie. Per scrivere una storia è più il tempo che impieghi a pensarci, a strutturarla nella tua testa, che quello in cui materialmente la scrivi. Catone, qua c'è anche qualche persona che ha fatto qualche corso con me di scrittura. Anche se non vuole parlare, però vabbè. Facciamo conto che abbiamo percepito i suoi pensieri.
E io cito sempre nei miei corsi una frase, una massima di Catone il Censore, che diceva rem tene verba sequentur, cioè se tu conosci l'oggetto del tuo discorso, le parole seguiranno, fluiranno da sé. Quindi più tu conosci la storia che vuoi raccontare, più riesci a vederla come se fosse un film, e se chiudi gli occhi, più sarà facile poi scriverla. Per far sì che questo avvenga, ovviamente ci devi giocare, la devi strutturare a lungo nella tua testa. Quindi il mio, diciamo, processo creativo è scisso tra queste due fasi, una fase ideativa e poi una fase invece compositiva, più materiale, diciamo. Ottimo. Penso che quindi se volete fare gli scrittori e gli scrittrici dovete lavorare, quindi vi conviene tenervi il vostro di lavoro. Più che altro, sai perché è una cosa che devi fare con assiduità? Perché come tutte le cose, intanto più lo fai, più ti viene meglio, no? Più impari. E poi è un muscolo in realtà. Anche vi faccio un esempio stupidissimo. Anche la rosa lessicale, quindi tutte le parole che tu puoi scegliere, è una sorta di muscolo, nel senso più tu eserciti la tua rosa lessicale, più le parole ti arrivano spontaneamente. Se invece scrivi a singhiozzo, anche le parole arriveranno a singhiozzo, nel senso non è che dici ok, devo dire questa cosa, qual è l'aggettivo migliore, non ti arriverà subito. Invece più sei fresco, più ci stai dentro, più quasi che vivessi in questo mondo, no, delle parole molto alla Platone, le parole arrivano. In più tu hai citato la mia esperienza di libraia, è stata super importante, al di là della mole di lettura che è stata ingente, certo, ma anche tutti i libri che non ho avuto il tempo di leggere, che però dovevo conoscere lavorando in libreria, quindi mi documentavo. Ma la cosa più importante per me è stato conoscere il pubblico dei lettori, quindi capire i gusti, capire quando le storie funzionavano, quando non funzionavano, perché non funzionavano. Una delle cose più importanti che ho imparato dai miei clienti, quindi dai lettori della mia libreria, o meglio della libreria in cui lavoravo, è che la maledizione, per esempio, più grande per uno scrittore o per una scrittrice è essere più famoso dei propri libri. Perché alla fine il lettore si stanca, si stufa dell'immagine, non è interessato, ripeto, all'autore o all'autrice, è interessato al romanzo, ai personaggi, al libro. Se una persona, uno scrittore scade e diventa più importante dei propri libri, è finito l'amore, è finita la storia d'amore con i lettori. E tante altre lezioni le ho imparate più che sui libri, proprio in libreria. Io continuo a sollecitare il gradito pubblico, ma vedo che non ci sono risposte. Le risposte invece alla tua affermazione precedente le abbiamo avute in questi 10 anni. Noi ci siamo resi conto che molte persone che venivano ad ascoltare la presentazione di un libro erano interessate quasi esclusivamente al personaggio che avevano di fronte, non al libro che avevano scritto, ed è stato in alcuni momenti anche un po' imbarazzante, perché essendo un festival di promozione della lettura non era un festival di promozione del personaggio, della serie TV o di qualcos'altro. Certo. No, quindi ci siamo sentiti anche un po' sminuiti, forse. No, sminuiti no, come dire, frustrati. No, frustrati no. È troppo. Siamo pagati lo stesso. Non è il problema. La regione Sardegna a queste cose non bada. È che ci siamo trovati di fronte effettivamente al pubblico esclusivamente televisivo, che magari il libro lo compra per farsi fare l'autografo dal personaggio televisivo, allora, e non lo legge. No, su questo guarda, hai assolutamente ragione, nel senso che a parte che ovviamente ci sono segmenti di pubblico diversi interessati a libri e a personaggi diversi, però questa dell'apparire, no? del fatto che la persona magari più affascinata dal personaggio che sta dietro, che ha scritto il libro, o che comunque il libro diventa quasi uno specchietto per le allodole, no? È una tendenza tipica dei nostri tempi, dettata da anche social network come Instagram. L'apparire ormai è tutto, se non appari non sei nemmeno,
proprio a livello ontologico. Se non riesco a vederti vuol dire che non ci sei e quindi non esisti. Ma in realtà è il libro che deve esistere. Quindi io credo che ciò che hai detto è giustissimo, ma chi è un lettore smaliziato, chi è un lettore che va al di là della copertina o del nome sulla copertina, può essere ingannato 1 o 2 volte al massimo. Se trova poi nella lettura, non trova sostanza in quello che legge, poi ti abbandona, poi va verso altre strade. Quindi spero che questa tendenza, un po' come tutte le tendenze, sminuirà, perché stiamo veramente arrivando al paradosso che quella massima in futuro ogni persona sulla faccia della terra sarà famoso per 15 minuti, sta avvenendo per davvero. Quindi una volta che tutti noi saremo stati famosi per 15 minuti e torneremo alle nostre vite, all'anonimato, allora forse torneremo ancora a riconoscere valori che sono diversi dall'apparire e dall'apparenza. Questo sì. Possiamo parlare del che Tutto allora, ciò che la vuoi. domanda tipica che si fa a ogni ospite che abbiamo nelle rassegne è: stai già pensando al prossimo libro? Stai già scrivendo il prossimo libro? Il prossimo libro è già uscito, sta uscendo, è già stato scritto, è già stato presentato. 2 parole sulla Settima Luna, così almeno chiudiamo con una... Allora, vedo che tu hai un altro mio romanzo lì, Lo stupore della notte. Lo stupore della notte, sì. perché Lo stupore della notte è un libro che tu avevi presentato, adesso non mi ricordo in che anno, con Nel tanto 2000, di dedica. sì, nel 2018. Non chiedo. Forse non, nel non 2018. lo puoi chiedere. Non lo puoi chiedere. Dicevo solo dello stupore della notte Sì. per il fatto che molti dei miei romanzi hanno dei titoli che si ispirano, citano in maniera proprio precisa delle canzoni o dei versi di canzoni. Lo stupore della notte era un verso di Stai telefonando di Mina. La Settima Luna, Scritto da Maurizio Costanzo. Scritto da Maurizio Costanzo, musicato credo da Morricone. Mentre La Settima Luna è un verso di una canzone di Lucio Dalla, bellissima peraltro. La Settima Luna è il sequel di Un colpo al cuore, quindi fa parte della serie dell'Isola delle Anime, Un colpo al cuore, la serie di Vito Strega, Eva Croce e Mara Rais. C'è un link diretto con la Sardegna, anche dalla copertina si può evincere, ovvero ritorna la maschera Saccarazzi e Boe del Carnevale di Ottana. Il resort è l'hotel Sugologone di Oliena. Assolutamente. Molte delle scene sono ambientate a Sugologone, nella zona di Oliena e anche a Oliena e a Cagliari. Ci sono dei legami con la Sardegna, perché una vittima viene trovata come fu trovata Dolores Murgia nell'Isola delle Anime, quindi prona a terra, incaprettata praticamente, nuda eccetto dei veli di pecora non tosati che la ricoprivano, e la maschera del Carnevale di Ottana a celarle il viso. Il problema è che questa volta non è stata trovata in un pozzo sacro tra i tantissimi della nostra isola, ma nella valle del Ticino, quindi sul parco della valle del Ticino, a migliaia di chilometri dalla nostra isola. E quindi la domanda è perché e come questa ragazza sia stata uccisa con un rituale tipico dell'epoca prenuragica in un contesto diverso, in provincia di Pavia per capirci. E quindi le 2 poliziotte insieme al loro insegnante o comunque capo che si chiama Vito Strega andranno nella zona di Pavia. Questa ragazza era di Garlasco, quindi si fa nel romanzo anche una valutazione sulle città che balzano agli onori della cronaca, o meglio agli orrori della cronaca per i delitti e poi scompaiono dopo un po' come delle meteore, e cercheranno di capire che relazione c'è e se c'è qualcuno che sta giocando con loro o se le 2 ispettrici non hanno effettivamente concluso il loro lavoro. Uscirà il 7 di giugno, è un romanzo particolare perché esce a 10 anni da una brutta storia, come diceva Antonello, che il mio primo romanzo, insomma, da solo. Io vengo fuori da un collettivo di scrittura creato da Massimo Carlotto, abbiamo scritto diversi libri in collettivo, però il mio primo romanzo da solo si intitolava Una brutta storia ed era stato pubblicato nel maggio del 2012, quindi la bellezza di 10 anni fa, quindi è un modo anche per festeggiare insieme ai miei lettori.
Posso farti una domanda tecnica? Ma scherzi. Come funziona un collettivo di scrittura? Cioè litigate la mattina alla sera, voi ubriacate fino a perdere conoscenza, poi il primo che toglie un fogliettino con su scritto 2 parole. Come funziona? Allora, perché non mi metto d'accordo con me stesso nello infatti, scrivere. no, infatti è un gran bordello. È un gran bordello. Allora, diciamo che ci sono 2 modi per farlo funzionare. Uno è un modo autarchico, è autocratico in qualche modo. Uno comanda agli altri. Esattamente, nel senso ci deve essere una figura che all'interno della squadra che alla fine della fiera rimette tutto in riga e tira un po' le somme. L'altro è il modo di cui parlavi tu, totalmente democratico, che però si arriva all'optimum del gruppo attraverso tante discussioni, spesso animate, spesso concitate, e l'esito quindi è molto più lungo. Allora, io ho fatto entrambe le esperienze, nel senso che quando abbiamo scritto Per Dastevogu, che è un romanzo per me importantissimo, ma spero che sia stato importante anche per la Sardegna, eravamo in 10, quindi 20 mani, ma all'interno c'era Massimo Carlotto che appunto tirava un po' le somme, quindi quando era il momento di chiudere la discussione si chiudeva la discussione. Ho fatto poi altri esperimenti col collettivo Sabò in cui eravamo magari in 4, in 3, e lì non c'era una figura autoritaria, autorevole che chiudeva il discorso. Come si lavora, Antonello? Allora, il metodo è identico in entrambe le opzioni ed è molto simile a quello degli sceneggiatori dei film o delle serie TV, ovvero c'è una fase iniziale di, chiamiamolo brainstorming, quindi tutti ci si siede attorno a un tavolo e si decide, ok, di cosa vogliamo parlare, qual è il tema generale? Questo, ok, parliamo di questo, parliamo del poligono di Per Dastevogu, del Salto di Quirra. Quanto ne sai tu, quanto ne sai tu? Pochissimo, ok, allora facciamo tutte le ricerche, ci rivediamo qui tra un mese, ognuno porta quello che ha trovato e ci educhiamo l'uno con l'altro, ci si rivede, si mettono sul tavolo le carte, la documentazione, la si studia e insieme si domanda qual è il personaggio migliore per raccontare questa storia, si valutano le idee. Insomma, per fartela breve, si arriva ad avere una visione comune sul personaggio, sulla storia, sui comprimari, sullo stile da adottare, perché ci si deve mettere d'accordo anche sullo stile da adottare. E poi, una volta che si è tutti d'accordo, insieme si stila la storia in punti. Mettiamo che sia un romanzo di 150 pagine, ipotetica, con 55 capitoli. Quei 55 capitoli li si divide tra gli elementi del gruppo. Quindi tu avrai la scena 1, 2, 22, 44 e 55 e io un altro tot di scene e così via. Solitamente vengono affidate scene che hanno lo stesso personaggio. Quindi se tu hai un personaggio X avrai tutte le scene di quel personaggio, io tutte le scene di un altro personaggio e così via. Si scrive in solitaria, quindi si hanno 3, 4, 5, 6 mesi per scrivere. Poi ci si rivede e tutte queste parti vengono messe assieme, quindi si ricompone il romanzo, lo si rilegge tutti quanti, ci si strappa i capelli perché dice oddio cosa abbiamo scritto, che schifo, è tutto difforme. Infatti solitamente all'interno di un collettivo c'è una figura che è uno scrittore / editor che rilegge, riedita e molto spesso riscrive tutto il romanzo cercando di uniformarlo dal punto di vista stilistico. Quindi è un lavoraccio, però dà molte soddisfazioni ed è molto utile per un narratore. Perché? Perché intanto ti insegna, è un grande bagno di umiltà. Tu ti devi dimenticare la tua autorialità e il tuo ego e mettere la tua penna al servizio non tanto del gruppo ma della storia. E poi un bagno di umiltà perché anche nella fase di confronto, di creazione della storia, guardi la storia da punti di vista diversi, quindi non lo guardi soltanto dal punto di vista tuo, ma Antonello dice una cosa, secondo me la storia dovrebbe andare in questa direzione, perché io guardo il mondo attraverso gli occhi di Antonello e dico ma sai che ha ragione, in questo ha ragione, magari in questo no, però intanto acquisisco esperienza, acquisisco delle sensibilità che non sono le mie, ma è quella di Antonello,
è quella di Alessandra e così via. E questo alla fine della fiera ti rende uno scrittore più ricco, più consapevole, più attento anche alle istanze degli altri. Quindi è una gran bella esperienza, è molto faticosa, non lo nascondo. Infatti Massimo ha detto con voi lo faccio una volta, mai più, e così è stato. E poi siamo andati avanti da soli. Wuming, sì, anche loro. Credo che fosse Wuming 1, sa che loro si dividono in Wuming 1, 2, 3, 4. Wuming 1 era quello che tirava un po' le fila, però anche loro hanno litigato a un certo punto, nel senso che dopo un po'... Non ho finito. Dopo un po', ripeto, se non... Bisogna essere in gamba anche nella gestione del gruppo, cioè i Beatles o i Rolling Stones, cioè quei gruppi che durano anni e anni, sono pochi, perché mettere d'accordo più teste non è semplicissimo. Quindi quando c'è una figura, ripeto, un po' più magari, non dico autoritaria, ma il termine giusto sarebbe autorevole oppure più influente, che ha un po' più carisma magari, allora è più semplice, perché alla fine ci si richiama tutti a quella persona e un po' si riesce ad andare avanti. Però quando la situazione è completamente paritetica, allora è un attimo che qualcuno cerchi di imporre la propria scrittura o i propri personaggi sugli altri. Quindi è difficile, non è tanto difficile scrivere, ma è difficile gestire il gruppo, perché ci sono persone laureate in gestione dei gruppi, no? O in gestione dei conflitti. Beh, penso che tutte le curiosità che avete espresso così sollecitamente, così rumorosamente, siano state esaudite. C'è qualcuno da C'è casa qualcuno da che ha fuori, scritto... No. niente. Possiamo chiudere qua questo nostro incontro. Possiamo dare la data la diamo, no? Neanche la data, però non possiamo dire zero, una cosa, ma neanche il KGB quando doveva, niente, va bene, ok. Vi diamo appuntamento all'inizio della rassegna letteraria sul filo del discorso, che sarà quando sarà, a breve lo comunicheremo, e vi ringrazio. Beh sì, all'interno ormai. Cosa? Sì, nel cortile scolastico qua. Vi ringrazio comunque per la presenza, per la simpatia e per tutto quanto quello che ci trasmettete e che ci date. Grazie di cuore, Alla Antonello. prossima. Grazie a tutti voi.